Buonasera, buonasera a tutti, sono ancora Federica Pretto e vi sto parlando dalla mostra Autoritratti, storie di oggetti in ceramica qui da Argillà. Ormai è quasi sera, sta tramontando il sole. Qui con noi abbiamo Evandro Gabrieli. Ciao Federica, buonasera a te. L'abbiamo rapito dalla mostra che è qui nostro vicino, proprio a pochi metri da noi, e quindi l'abbiamo rapito proprio perché vogliamo che tu oggi ci racconti e racconti al pubblico chi sei prima di tutto, perché chi non ti conosce almeno presentiamoci, e poi vorrei un attimo che tu parlassi della mostra. Intanto ti ringrazio per questa opportunità che ci dai e che mi dai, ma soprattutto che ci dai di raccontare un pochino la ceramica, i percorsi dedicati alla ceramica. Io nasco come un appassionato che poi di ceramica negli anni diventa un po' un'esigenza quella di raccontarsi attraverso questo materiale. Incontro la ceramica 25 anni fa, faccio un mio percorso anche istituzionale, tra virgolette, attraverso una formazione, ma poi da artista in realtà mi trasformo anche un pochino come divulgatore e promotore di eventi dedicati appunto alla ceramica, alla valorizzazione di questo materiale che da contenitore oggi è diventato contenuto, e infatti gli artisti un pochino lo scelgono. È un materiale che si sta riscoprendo, ha una caratteristica di resilienza molto forte e riesce ad essere interpretato in tante maniere. Io provengo da Roma, ma non è la prima volta che sono qui ad Argillà a Faenza. Ho organizzato vari eventi in passato. Questo anno mi preme sottolineare un po' l'esigenza dell'evento che abbiamo presentato, che è sostanzialmente una piccola collettiva che nasce però da una residenza che è stata voluta spontaneamente da 6 artisti di provenienza geografica completamente diversa, qualcuno anche di comunità europea, quindi non prevalentemente italiano, che hanno deciso di passare un tempo, trascorrere una decina di giorni insieme, quindi condividere i momenti anche di un simposio, quindi i momenti quotidiani del pranzo, delle scene, per confrontarsi non solo sulle tematiche, sui propri linguaggi, ma anche e soprattutto per condividere le tecniche di questa materia con cui dialoghiamo quasi tutti i giorni. È stata un'esperienza molto bella sul piano umano, sul piano formativo, un pochino perché come il Raku all'inizio portò i ceramisti ad uscire fuori dal proprio isolamento e dal proprio laboratorio, questo era un altro modo conviviale per confrontarsi con l'altro, per parlare con l'altro, per far capire che in realtà gli artisti per me in questo momento dovrebbero un po' uscire dall'individualismo forte che c'è dietro la loro idea, ma devono essere un po' come delle antenne, dei ricettori che ricevono un segnale e lo trasmettono, perché l'arte passa attraverso di loro, ma non è loro l'arte veramente, e è qualcosa che ci attraversa in qualche maniera. Quindi in questi 10 giorni è stato molto bello, perché la sera invece di vedere un film, che per carità fa sempre piacere, abbiamo avuto modo di raccontare i nostri percorsi attraverso diapositive, attraverso discussioni, dialoghi, perché uno è più attento ad un tema anziché un altro, perché decide di usare quel tipo di materia anziché un'altra. E questo ci ha arricchito, e abbiamo deciso di basare il nostro lavoro un po' attraverso dei moduli che possono ricordare quelli del Tetris, perché cercavamo degli incastri tra di noi, e la produzione e la contaminazione che c'è stata è stata tale da far sì che quasi nessun pezzo è stato firmato, perché su ogni pezzo realizzato magari ci sono state le mani di 4 o 3 o 2 persone, ma quasi nessuno ha fatto dei pezzi da soli. La produzione che è generata da questo incontro di 10 giorni è stata per la prima volta presentata qui al Museo del Risorgimento a Faenza, in questo grande contenitore che ospita una mostra mercato, ma che dà la possibilità
di presentare dei progetti che vanno al di là anche della mostra mercato e che vogliono comunicare qualcosa di diverso. No, bellissima, difatti io la mostra l'ho vista e adesso raccontata prende ancora più significato e veramente molto, molto coinvolgente, anche perché dimostra, e questo non è scontato, che tra ceramisti si può lavorare assieme, si può fare rete, si può collaborare, e questo è secondo me qualcosa di veramente bello, in un momento in cui magari si pensa che l'artigiano sia chiuso nel proprio laboratorio, intanto magari se vogliamo far accomodare la persona che perché noi qua siamo in diretta e nel frattempo ci sono persone che vengono a visitare la mostra, quindi grazie mille. E quindi l'idea, proprio l'idea che possiate lavorare insieme è proprio bello. Poi non solo è bello, ma credo che in alcuni artisti del momento c'è un'esigenza, che è quella anche di andare verso il prossimo, no? di avere uno scambio, un confronto. Credo che è proprio un'esigenza, perché poi alla fine uno gli inviti li lancia, ma se non vengono raccolti dagli altri possono restare solo inviti fini a se stessi. In passato sovente a me è capitato di scoprire, c'era anche, mi ricordo, il gruppo Cobra, che era un gruppo europeo di artisti misti che si erano ritrovati e che avevano formato proprio un manifesto per il quale poi si confrontavano e creavano delle mostre. C'era una progettualità anche comune, ecco, questo è importante. Un elemento che vorrei sottolineare e che credo sia rilevante è che la mostra è nata spontaneamente, cioè la voglia di incontrarsi e di fare questa residenza è al di fuori dei circuiti istituzionali. Perché? Perché delle volte un pochino gli enti e le istituzioni fanno sì che approdino ad avere il posto solamente chi, tra virgolette, ha le caratteristiche giuste, e questo un po' magari può vincolare, no? Perché magari sei fuori l'età, o perché magari la residenza ti richiede un tempo molto lungo che chi magari non puoi perché hai delle esigenze lavorative, qualsiasi tipo di esigenza che può nascere, mentre qui c'è stato proprio l'accordo, quindi la volontà di trovare un momento da trascorrere insieme, da condividere. e questo è molto bello. Grazie. E questo veramente molto e spero bello. che sia gradito anche alle persone che hanno visitato la mostra. Beh, cioè, sentirlo da te raccontato così e poi dopo andare a vedere la mostra si capisce veramente molto più il lavoro. Ed è veramente interessante capire come veramente possiate lavorare assieme anche con tecniche diverse, perché io alcuni del gruppo li conosco che fanno anche lavori e modalità di espressivi completamente diversi uno dall'altro. Però è molto bella questa cosa, veramente. Come no, volevi dire qualcosa? Ma volevo dire che insomma, ecco, tutto questo è possibile grazie a questa macchina che è Argilla Italia, della quale io ho sempre piacere di ritornare a visitare, se possibile presentare qualche progetto, perché trovo che sia un appuntamento importante, non solo per gli addetti ai lavori, ma insomma sono questi giorni trascorsi insieme dove ti riconosci in una comunità, ma hai anche modo di confrontarti con il territorio, con altri, e che ci sia in Italia un momento del genere dedicato all'arte e a questa materia credo che sia molto molto importante. Per esempio da me a Roma manca un giorno, un evento dedicato alla ceramica, sebbene Roma non sia poi prevalentemente una delle città ceramiche, però ha un forte collegamento. Io vivo nel quartiere Testaccio, che si chiama Testaccio perché prende nome dalla testa dei cocci che venivano buttati in discarica e che hanno formato un monte in questo quartiere. Infatti i locali hanno una parete con tutti questi pezzettini di coccio, però ecco, nonostante questo c'è un po' una miopia da parte delle istituzioni che non permette che ci sia accessibilità a questa forma di cultura. Che invece secondo me sta attraendo tantissimi giovani, perché noi abbiamo fatto adesso, siamo andati in giro
proprio per vedere com'è fuori da dove ci troviamo, e ho visto tanti giovani, quindi vuol dire che la ceramica può raccogliere e intercettare dei giovani. Allora sì, la qualità di resilienza di cui parlavo prima è proprio questo, no? La sua capacità di rigenerarsi in qualche maniera attraverso il tempo. Io ho una scuola, un'associazione di ceramica dove prevalentemente facciamo attività di corsi dedicati a un pubblico misto, quindi sia bambini, giovani e anche adulti. Quello che sto riscontrando anche io è che non so se la pandemia ha generato qualche cosa nelle persone, ma c'è una riscoperta molto forte di provare un pochino a lavorare non solo con le mani, ma a toccare questa materia. Io scherzando dico sempre che ci siamo un po' saturati del mondo del cibo, perché abbiamo assistito a un picco dove il cibo è stato un po' spinto attraverso le trasmissioni, c'è un collegamento molto vicino tra cibo e ceramica, usiamo sempre il forno, o c'è un po' di chimica, però ecco, è un nutrirsi che dà un nutrimento allo spirito. Sì, ne parlavamo tra l'altro proprio stamattina, lo stesso con un'altra ceramista, tua collega, proprio in cui effettivamente lei proprio fa i corsi cercando di aiutare le persone a esprimere se stessi, no? Anche senza dover costruire poi qualcosa, ma semplicemente come possibilità di sfogo o di... Sì, mi ritornano in mente le parole di Nino Caruso, che è un ceramista che molti conoscono, maestro, insomma, che diceva che laddove la ceramica perde la funzionalità è bene che assolva un compito altro, che è quello della bellezza, no? Della spiritualità in qualche maniera, nel senso di bellezza proprio, di non funzionalità. E sicuramente è un materiale terapeutico. Anche io mi accorgo di instaurare una relazione con la persona che interagisce con questa materia, qualunque essa sia, bambino, adulto o giovane, e c'è proprio una relazione che è una triade, perché passa dalla parte tecnica, che magari viene vincolata dall'insegnante, alla persona che interagisce in questa maniera con la materia, e il prodotto che è un altro, è la materia stessa. Questa triangolazione spesso va a toccare delle corde profonde anche, no? Volente o non volente, della persona, e si riescono a percepire molte cose. Poi questo è un conto, poi bisogna vedere se la persona è intenzionata a fare un percorso, se vuole, come dire, intraprendere non solo la parte tecnica, ma anche la parte inconscia, magari, che attraverso l'argilla viene fuori, no? Però quella è un'altra cosa ancora. Bene, ti ringrazio, è stato veramente bello chiacchierare questi pochi minuti con te. Grazie a voi. E noi ci salutiamo. Volevo appunto avvisare tutti che è possibile guardare questi video, queste interviste sempre su YouTube o su Facebook. Siamo in diretta in questo momento, però è possibile poi riguardarli. È possibile votare le opere di autoritratti, storie di oggetti in ceramica, anche sul sito di Arca dei Talenti. Io vi saluto Evandro, grazie lo ringrazio mille per la disponibilità perché all'ultimo secondo gli ho detto dai, facciamo l'intervista, e noi ci sentiamo per la prossima intervista. Grazie.